Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Partiamo purtroppo da un incidente molto grave, una tragedia a Mestre, a Carpenedo. Un ragazzo ha attraversato i binari, è stato investito e ucciso da un treno. Sentiamo i particolari dalla nostra inviata Ilaria Marchiori. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Mi trovo proprio qui di fronte, adesso ve lo faccio vedere con l'inquadratura, al luogo dove è successo questa mattina alle 7 l'investimento, qui al passaggio a livello della stazione dei treni di Carpenedo in via Trezzo a Mestre. Ecco qui, vi faccio vedere qual è il punto. Eccolo qui, il ragazzo ha attraversato il passaggio a livello che ora vediamo essere aperto. Io provo a farvelo vedere, ecco qui, in questo momento il passaggio a livello è aperto e lui ha attraversato i binari proprio sul punto che state vedendo inquadrato in questo momento ed è stato investito dal treno che stava passando e trascinato per alcuni metri. La cosa che quando sono arrivata qui sul posto è balzata subito all'occhio è che più di qualcuno e soprattutto una residente mi ha raccontato che questi episodi sono proprio all'ordine del giorno, ovvero che parecchie persone quando c'è il passaggio a livello chiuso attraversano i binari, addirittura c'è chi fa passare la bicicletta da sotto perché appunto lo spazio è aperto, dopodiché o scavalca o passa per sotto e prende la bicicletta e va dall'altra parte. Qualcuno scavalca addirittura, tanto che mi è stato fatto notare una volta chiuso uno dei passaggi a livello è addirittura non coincide perfettamente proprio perché la sbarra, una delle sbarre è quasi cadente rispetto all'altra, non combacia proprio perché attraversando e scavalcandola con il peso è stata sforzata e per cui non è più allo stesso livello. Quindi questa signora ha anche detto che l'aveva segnalato, che voleva segnalarlo altre volte perché appunto sono episodi che accadono frequentemente, nonostante, questo ve lo voglio far vedere, questo momento, un attimo che cerco di farvi riprendere, ci siano dei cartelli, ecco se riuscite a vederli, più di un cartello in vari punti di non attraversare i binari per nessun motivo una volta che il passaggio a livello è chiuso. Evidentemente magari qualcuno è in ritardo, pensa di farcela e scavalca, però ribadiamo che quando il passaggio a livello è chiuso non si attraversa per nessun motivo, perché il passaggio dei treni è velocissimo e il rischio di essere investiti è altissimo. Non è la prima volta purtroppo che accadono tragedie di questo genere, bisogna prestare la massima attenzione ai passaggi ai livelli. Vediamo alcuni titoli del Gazzettino. Il comune gli chiede l'IMU arretrata, lui paga 12.000 euro, poi si scopre che non doveva, ma i soldi non tornano indietro. Dante offende l'Islam, studenti musulmani esentati dallo studio della Divina Commedia, la replica: era meglio togliergli i social, e ci collegheremo su questa vicenda tra pochissimo con Lucio Zanatto. Intanto però vediamo ancora il Veneto che si lecca le ferite e i danni causati dall'ultima ondata del maltempo. Andiamo in diretta a Isola Vicentina da Daniele Garbin con Simone Squarcina. A te Daniele. Sì, grazie direttore, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Siamo a Castelnuovo di Isola Vicentina e proprio in linea d'aria saranno 500 metri dal fiume Orolo che a poca distanza da qui ha tracimato, ha rotto gli argini e ha esondato in vari punti. Siamo in una delle abitazioni che nei giorni scorsi vi abbiamo fatto vedere proprio che era stata sommessa completamente dall'acqua e fango. Con me il signor Massimo, residente di questa zona. Oggi che giornata, diciamo che ieri era il suo compleanno e possiamo dire che è una magra consolazione. Comunque in una settimana di lavoro siete riusciti a sistemare tantissimo grazie all'aiuto di una solidarietà e dello spirito alpino che c'è in noi. Ieri era il mio compleanno, sì, è stato un compleanno un po' amaro, abbiamo perso tutto quello che c'era qui, abbiamo salvato solo le camere e la mia famiglia sopra, basta, non c'è niente da dire, cioè un macello, veniva giù acqua, sembrava un torrente, straripava dalla strada, dal ponte, veniva giù qui dentro, è andata giù per le bocche da lupo e ha aperto le finestre
e lì è entrata e da sotto è venuta su 50 centimetri qui nel piano giorno. Ecco, noi siamo scesi con il signor Massimo, ci ha fatto vedere proprio lo scantinato e tutto quello che era allagato. Vediamo veramente tutto mobile, era una casa anche importante, grave, era anche ristrutturata da poco. No, la casa è nuova, 11 anni, eravamo dentro, tutti i sacrifici di una vita e in 10 minuti è andato perso tutto. Senta, è il momento anche della conta dei danni a questo punto, lei che cosa ha già documentato, come si sta muovendo? Ci stiamo muovendo, come ha detto il presidente Zaia, cercando di filmare tutto, di tenere tutto ad occhio e croce, così superano i 50.000 euro, perché cucine, 2 cucine, lavanderia, caldaia, lavatrici, lavastoviglie, tutto, non c'è niente, nessun elettrodomestico che funziona, frigoriferi, celle, tutto. Senta, lei conta di avere un rimborso o qualcosa? Perché effettivamente questo sta succedendo talmente tanto spesso, molte persone anche lasciano la parte burocratica perché alla fine non credono poi di vedere qualche contributo, magari una grande alluvione di documenti ma non di denaro. Ecco, lei per esempio? Ma io direi solo una cosa, 10.000 famiglie a 35 euro ogni famiglia di tassa di medico astico Brenta sono 350.000 euro. Non so se rendo l'idea, non so dove vanno a finire questi soldi, ma i fondi del fiume, qui del torrente, vengono puliti gratuitamente anche, perché basta che gli resti il ghiaino che c'è sotto a chi va a pulirlo. Non lo so io come andrà a finire, se vedo Faenza, quei paesi là, non so se abbiano preso dei risarcimenti, comunque speriamo nell'amministrazione nostra, e vedo anche il sindaco e il vice sindaco, soggetti meritevoli di sicuro affidamento, che ci sono comportati veramente bene. Speriamo che riescano ad ottenere la calamità naturale e riusciremo qualcosa a portare a casa. Non dico i 60.000 euro tutti, ma almeno un 50-60% da coprire le spese, perché non è neanche giusto pagare certe tasse che poi le tasse vanno pagate per pulire il torrente e il torrente non è stato pulito. Certo. Questa è la realtà. Senti, tanto adesso la ringraziamo, le auguriamo ancora buon compleanno e speriamo veramente che lo ottenga. Grazie. Ecco, la nostra collega Luisa Bertini ha realizzato un pezzo proprio di un'iniziativa della diocesi proprio che ha deciso di prodigarsi proprio in favore delle famiglie alluvionate. Ecco, con questo servizio la salutiamo e restituisco la linea allo studio. Grazie. Bisogna fare di più. Questo l'intento del vescovo di Vicenza, Monsignor Giuliano Brugnotto, turbato dai danni del maltempo che ha devastato alcuni comuni della provincia vicentina. Serve una vicinanza concreta con gli alluvionati, ha dichiarato, annunciando che la diocesi di Vicenza ha deciso di indire una raccolta straordinaria di donazioni in occasione delle messe di domenica 26 maggio per sostenere le famiglie delle località flagellate dal maltempo. Il territorio vicentino è stato infatti pesantemente colpito da più fenomeni alluvionali in pochi giorni. A soffrire maggiormente sono le comunità di Castelnovo, di Isola Vicentina, Malo e Monte di Malo, dove si contano centinaia di case allagate. Pertanto quanto raccolto sarà impiegato a sostegno delle famiglie più bisognose colpite dall'alluvione. E il Bacchiglione ha fatto molta paura anche in queste ultime ore. A Montegalda ha sventato pericolo, però a questo punto i comuni della zona chiedono bacini di laminazione proprio per arginare non solo il Bacchiglione ma anche il Retrone e il Tesina. Riaperta dalla serata di ieri la strada provinciale che collega Montegalda a Montegaldella, finita sott'acqua a seguito del maltempo. Bacchiglione, i cui livelli registrati sono in calo lungo tutto il corso d'acqua, anche se in mattinata rimanevano ancora superiori alla prima soglia proprio alla sezione di Montegalda. Grande apprensione per circa 24 ore, dal momento in cui è scattata l'allerta rossa fino a quando finalmente siamo riusciti a liberare la strada che unisce Montegalda a Montegaldella. Un periodo di sofferenza ancora più grave perché si è sommato a una sofferenza che era già avvenuta qualche giorno prima, quindi la necessità di mobilitare un alto numero di volontari appunto per monitorare questa situazione molto pericolosa per l'abitato e che si è concretizzata fortunatamente semplicemente nell'allagamento della strada provinciale e poi nel successivo riequilibrio e quindi riapertura della strada stessa. Montegalda che vede la piena del Bacchiglione 8 ore dopo rispetto a Vicenza città e ha vissuto la paura per il muro d'acqua che sfiorava i limiti superiori degli argini. Noi siamo comunque al crocevia di 3 importanti assi idraulici che sono sia quello del Bacchiglione, che fortunatamente viene limitato
dal bacino di Caldogno e poi anche del Retrone e del Tesina. Purtroppo sia il Retrone che il Tesina non hanno bacini di laminazione attivi e quindi non si riescono a governare come il Bacchiglione, tant'è che anche nell'ultima emergenza il Bacchiglione si è sostanzialmente stabilizzato con l'apertura del bacino di Caldogno, mentre sia il Retrone e soprattutto il Tesina hanno continuato ad alzarsi. Questo ha provocato la chiusura sia di questo importante asse viario del ponte di Montegalda, sia anche la chiusura del ponte a Torre di Cortesono. Dai bacini di laminazione per Tesina e Retrone alla necessità di intervenire con la manutenzione, l'appello del primo cittadino. La manutenzione dei fiumi credo sia altrettanto importante dei bacini di laminazione, perché si sono rilevati problematici i tappi creati, abbiamo visto anche nei bacini di laminazione, da questi numerosi detriti che sono stati riportati. Allora, avete visto nei giorni scorsi addirittura frane, smottamenti e dei grossi massi, dei macini che hanno centrato un'abitazione. Il sindaco di Brendola spiega che sono fondamentali adesso i lavori per mettere in sicurezza tutta la collina, perché si potrebbero staccare altre grosse pietre. Sono ancora lì i massi rotolati dalla collina, come un monumento a una tragedia sfiorata. A Brendola, dopo il sopralluogo dei geologi, è confermata l'ordinanza. L'abitazione che martedì era stata colpita da un paio di macigni in piena emergenza maltempo è al momento inagibile. Nella cresta del monte c'è la possibilità reale che altri massi possano staccarsi, pertanto con i geologi abbiamo valutato la possibilità di come mettere in sicurezza l'area. Si tratta quindi di creare una mura paramassi al fine di contenere i massi che possono cadere nel monte prima del 30-40 metri prima delle case. Si stanno studiando soluzioni per evitare che ricapiti quello che è accaduto martedì, quando alle 5 del mattino da un pendio improvvisamente si sono staccati alcuni macigni precipitati su via Ferruccio Marzari in località Lavo, che hanno travolto questa casa. È caduto dal monte, si è fermato qui, per fortuna non ha rimbalzato sulla finestra lì dove dorme mio figlio, che tra l'altro dorme proprio con la testa qui vicino al muro. Per fortuna è andato così stamattina alle 5. Ha sfondato però diceva la canna fumaria. Anche la canna fumaria. E questo dall'idea della violenza e della forza, se poteva entrare in casa dal certamente. tetto. Avrebbe potuto essere una tragedia perché il masso è fortunatamente caduto sulla canna fumaria, ma avrebbe potuto anche sfondare la parete della camera da letto che si trova proprio sullo stesso versante della casa e avrebbe potuto travolgere chi stava dormendo. Un altro grande macigno ha sfondato invece il muro del bagno dell'appartamento vicino. Le immagini interne sono ancora più scioccanti perché danno le dimensioni della violenza dell'impatto e di quello che sarebbe potuto capitare se in quel momento, vicino a quel muro, ci fosse stato qualcuno. Le macerie per terra, un mobile spazzato via, i buchi sul prato dove è rimbalzato il masso. Adesso però è tempo di soluzioni perché quello che è accaduto non ricapiti più. Appena il tempo ce lo permetterà e appena troviamo una ditta che sia veloce nel fare i lavori, riusciremo a mettere in sicurezza quell'area lì e quindi far poter rientrare nelle loro case di 2 famiglie che sono state fatte sgomberare. Allora è scoppiata una polemica a Treviso perché in una scuola media alcuni studenti musulmani sono stati esentati dallo studio della Divina Commedia perché secondo qualcuno Maometto offenderebbe l'Islam. Sentiamo i particolari da Lucio Zanato. A te, là dove confluiscono Sile e Cagnano, se non vedo male. A te Lucio. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Esatto, io sono dove a Sile Cagnan s'accompagna, passaggio del paradiso della Divina Commedia di Dante Alighieri. Intanto fammi dire, direttore, che finalmente sono contento di essere vicino all'acqua e non nell'acqua come l'ultima volta che ci siamo visti, e devo dire che l'argomento è ben diverso che non i grossi guai che ha combinato il maltempo nei giorni scorsi. Detto questo, sì, è un argomento che sta facendo discutere tutta la
la città e non solo, sta diventando un vero e proprio caso nazionale. Quello scoop è emerso proprio grazie alle reti media nord-est, ovvero 2 studenti di una scuola media sono stati esentati dal loro insegnante nello studiare la Divina Commedia. L'esenzione è determinata dal fatto che siccome Dante Alighieri ha messo Maometto nell'inferno, questo naturalmente potrebbe offendere i fedeli di origine musulmana. Ma sentiamo i particolari nel servizio, quindi riavvolgendo il nastro, il servizio che è andato in onda ieri sera. Divina Commedia non compatibile con la religione musulmana. Sarebbe questo il motivo che avrebbe spinto le famiglie di 2 studenti di una scuola media trevigiana a chiedere che i loro figli non studino il poema dantesco. Tutto inizia quando in classe arriva il momento di affrontare Dante e i suoi scritti, ad iniziare proprio da quella che è considerata la più grande opera scritta in lingua italiana e uno dei maggiori capolavori della letteratura mondiale. L'insegnante invita gli studenti che non seguono le lezioni di religione cattolica a scrivere sul diario una nota con la quale viene chiesto ai genitori di esprimersi sull'opportunità che i loro figli affrontino o meno lo studio della Divina Commedia e di altri componimenti che abbiano riferimenti religiosi. Alla lezione successiva arriva la risposta delle famiglie. 2 di loro comunicano la propria contrarietà, pertanto i ragazzi vengono esonerati dalle spiegazioni sul viaggio di Dante tra inferno, purgatorio e paradiso. Per loro nessuna interrogazione o verifica sulla Divina Commedia, ma lezioni parallele su Boccaccio. La richiesta dell'insegnante sarebbe nata per evitare problemi, già accaduti in passato, con famiglie di fede religiosa diversa da quella cristiana che si erano opposte allo studio in classe dell'opera del sommo poeta. Va detto che non è la prima volta che la Divina Commedia si trova al centro del dibattito. Qualche anno fa, infatti, in Olanda e in Belgio, l'opera dantesca venne ritradotta per non offendere i cittadini di fede musulmana. E può sicuramente urtare la sensibilità dei musulmani il fatto che nell'inferno, nel 28° canto, Dante ponga Maometto, Dante incontri Maometto, perché lo considera un seminatore di discordie, perché Dante dà credito, dimostra di credere a una leggenda nata probabilmente in ambiente crociato, che non ha nessun fondamento di verità, ma per la quale Maometto sarebbe stato addirittura un prete cristiano che poi, come dire, che non è riuscito a far carriera, che si è arrabbiato per questo e quindi avrebbe, come dire, fondato questa nuova religione. Quanto accaduto nella classe trevigiana sicuramente è destinato a far discutere e ad aprire un confronto all'interno del mondo scolastico italiano, sempre più multiculturale. È sempre il solito problema dell'accettare il punto di vista degli altri, da tutte e 2 le parti. Quindi questo, diciamo così, il servizio di ieri e soprattutto la storia raccontata. Devo dire che questa mattina siamo andati alla ricerca della dirigente scolastica per capire se questa decisione dell'insegnante era stata condivisa dalla dirigenza. In realtà la dirigente è caduta bellamente dalle nuvole, quindi non ne sapeva nulla, addirittura non sapeva che la scuola che lei dirige appunto aveva questo tipo di problema. Si vede che all'interno poi ci sarà sicuramente una revisione, una serie di comunicazioni che arriveranno dalla dirigenza scolastica e probabilmente anche dall'ufficio provinciale proprio della scuola con Barbara Sardella. In ogni caso noi oggi abbiamo chiesto un po' il parere, abbiamo sentito diversi cittadini, tutti ovviamente abbastanza scettici sulla decisione di questo insegnante e naturalmente abbiamo raccolto il simbolo dei cittadini, ovvero il sindaco di Treviso Mario Conte. Sentiamo cosa ci ha detto. Non è escludendo la nostra storia, la nostra cultura che si va verso l'inclusione. Io credo che ci voglia un processo di spiegazione, di accompagnamento verso la nostra cultura, così come noi dobbiamo farla nei confronti della loro senza escludere nessuno. E togliere dal percorso didattico Dante Alighieri, francamente non lo vedo un passo verso l'integrazione, ma lo vedo verso un passo verso l'esclusione della nostra storia, della nostra cultura, cosa che secondo me è sbagliatissima. Preferisco che tolgano TikTok, i social network, piuttosto che Dante Alighieri, quindi che studino un po' di più Dante Alighieri e che spengano un po' di più il cellulare, forse questo aiuta l'integrazione.
E proprio per questo, allora, l'ultimo passaggio di questo collegamento lo facciamo con un rappresentante della comunità musulmana, ovvero Abdallah Kerzagi, e un rappresentante del corpo docente, ovvero Giampaolo Sbarra. Cominciamo con Abdallah Kerzagi. Voi, come comunità musulmana, come vedete questa decisione e questo fatto? No, questo fatto per noi è nuovo, non ci rappresenta per niente, perché noi siamo aperti alle culture, alle ironia, siamo persone, diciamo, che accettano anche di essere autocriticati, quindi per noi i ragazzi devono in qualche modo cambiare questo comportamento e essere abbastanza tranquilli con questi rinnovamenti culturali che anche questo modo, perché la Dovina è una leggenda anche per il mondo musulmano. Non è a caso che noi abbiamo due istituti importanti di Dante Alighieri, uno è a Tangere e l'altro è a Casablanca. Poi se loro vogliono informarsi bene devono andare a studiare Abu Ala al-Marri, che è un poeta filosofo che ha scritto una cosa simile, il Risalat al-Afran, che è una lettera prima di Dante nel Novecento, e praticamente anche lui prendeva in giro i poeti, chi l'ha portato in paradiso e chi l'ha portato in inferno, perché in modo questo è il bello della cultura, questo è il bello che con il cervello e con il sogno, l'immaginario, tu cerchi in qualche modo di vivere la bellezza, quindi non è a caso che noi sentiamo spesso anche le ricette di il comico, come si chiama, Benigni, che in qualche modo quando lo vedi ti emozioni. E poi Maometto non ha bisogno di Dante per essere mandato all'inferno, perché Maometto rappresenta il paradiso. Grazie. Invece Giampaolo Sbarra, corpo docente, questa scelta di questo insegnante? Ma è sorprendente che possa esserci un insegnante che pensa di spiegare la cultura italiana censurando Dante, non sta né in cielo né in terra. Fra l'altro Dante ha messo all'inferno Maometto nel 28esimo canto all'inferno, ma nel 27esimo ha messo all'inferno Bonifacio VIII, che era ancora vivo, e nel 27esimo del Paradiso San Pietro critica una caterva di papi. Cioè la scuola italiana ha un sacco di difetti, ma è bella perché è una scuola in cui si confrontano le opinioni, le idee, e storicizza anche le opere d'arte. Non le censura. È inimmaginabile che per il politicamente corretto si arrivi addirittura all'autocensura. Beh, io direi, direttore, che con questi commenti da Treviso è tutto, a te la linea. Grazie molte a Lucio Zanato e ai suoi ospiti. Con Lucio Zanato, se non ricordo male, mi pare c'era solo Lucio Zanato. Ecco. Allora, vediamo, c'era una telecamera fissa. Vediamo i commenti di ieri sera, ne abbiamo parlato ovviamente a Focus, perché siamo stati noi a dare per primi la notizia che è stata trovata da Francesca Bozza. Uno degli ospiti era Francesco Vianello ieri sera, che insegna nelle scuole superiori. Sentiamo cosa aveva detto. Di sentire una cosa di questo genere. Che dire, mi dispiace perché già si studia sempre di meno, si legge sempre di meno. Fra poco non sanno neanche più scrivere in corsivo. Se adesso andiamo a togliere anche un capolavoro, un patrimonio dell'umanità che è la Divina Commedia del sommo poeta Dante, bisogna anche spiegare, no, a chi non è contento, a chi sta protestando, contestualizzare insomma queste dichiarazioni che il sommo poeta ha fatto all'epoca, no? E quindi inserirle all'interno di un dibattito culturale in cui si valorizzino, insomma, come diceva prima qualcuno nel servizio precedente, si valorizzino i punti di vista degli altri. Cioè, a questo dovrebbe servire la scuola, no? A favorire e fluidificare
valorizzare questo scambio interculturale proprio per far capire i punti di vista diversi, di gruppi diversi, anche in momenti storici completamente diversi dal nostro. Allora, questo era Francesco Vianello, che insegna in una scuola superiore del Veneto e che è esponente di Prima il Veneto, era ieri sera qui nello studio di Focus. Adesso andiamo a Castelfranco perché c'è stata un'ennesima spaccata, questa volta ai danni di un'area di servizio. C'è per noi Edi Kaliman, a te Edi. Buongiorno direttore, grazie per la linea prima della chiusura del distributore e poi adesso vi spieghiamo il perché di questo ringraziamento. Innanzitutto grazie alle immagini di Nicoletta Rizzetto, direttore, puoi vedere i primi danni di questa spaccata. I malviventi hanno forzato questa porta grata e la porta di alluminio che separa sostanzialmente i servizi, i bagni degli uffici del distributore. Con l'aiuto di Nicoletta Rizzetto che mi sta seguendo entriamo proprio a vedere quali sono stati i danni di questa spaccata. I malviventi hanno cercato di entrare dal retro sfondando la porta del bagno e addirittura sfondando il muro che separava sostanzialmente il non possiamo entrare, ci fanno segno che non possiamo entrare, non importa, cerco di raccontare io per dare l'entità del danno. Intanto chiedo a Nicoletta Rizzetto di seguirmi fuori per dare anche un po' l'idea di dove siamo, in una strada molto trafficata, via Circonvallazione Est a Castelfranco. Come dicevo, i malviventi hanno sostanzialmente divelto la porta forzata, sono entrati con dei picconi, hanno distrutto il muro creando un grosso varco che separa sostanzialmente la parte del bagno e degli uffici dalla rete, da tutti gli impianti di rete elettrica. Hanno divelto i sistemi elettrici nella paura che insomma potesse scattare un allarme. Infatti non hanno avuto nemmeno paura delle telecamere che noi vediamo installate qui. Hanno agito sul retro di notte, probabilmente dopo l'orario di chiusura. A notte fonda il distributore, il bar del distributore chiude alle 9 di sera. Dopo aver rotto il muro, appunto, si sono introdotti e con un flessibile, pensa direttore, che si sono portati con loro, hanno rotto la cassaforte. Noi cerchiamo di farvi vedere dalle immagini di Nicoletta Rizzetto, che ringrazio, i cocci del muro che sono stati trovati dentro insieme agli arnesi che hanno utilizzato per sfondarlo. Cassaforte divelta, una cassaforte che il titolare ci raccontava non conteneva nulla perché di fatto inutilizzata, però i malviventi sapevano esattamente dove fosse perché altrimenti non avrebbero agito con tanta cognizione. Sostanzialmente sapevano esattamente dove andare a colpire, quindi nulla è stato rubato. Tanti danni, ancora in corso la conta. Quello che devi sapere, direttore, che non è il primo tentativo di scasso e di furto che è stato fatto ai danni di questo distributore. 2 settimane fa era stato infatti rotto un vetro che dà accesso al bar, che ricordiamo sono 2 entità diverse, separate rispetto al distributore stesso. Hanno rubato dei gratta e vinci, degli alcolici e non hanno nemmeno provato a forzare la cassa. Non è stato portato via nessun contante. Poche settimane fa, si parla circa di 2 settimane fa, in un altro distributore di un'altra marca, in una via che è parallela rispetto a questa, sempre una via d'accesso che porta al centro di Castelfranco, un'ennesima spaccata, un ennesimo furto. Cercheremo di darvi tutti gli aggiornamenti e le notizie nei telegiornali di questa sera. Direttore, non siamo riusciti a entrare nell'interno del distributore per far vedere insomma l'entità dei danni, lo vedrete nelle edizioni del telegiornale di questa sera. Direttore, se non hai domande da Castelfranco ti restituirei la linea. Grazie molte, grazie Edi Kaliman con Nicoletta Rizzetto da Castelfranco. Adesso vediamo la banda del Tombino, furti in serie nella notte tra Villorba e Spresiano.
Armato di tombino, il malvivente con il volto travisato sferra una serie di colpi fino a mandare in frantumi la vetrata dell'ingresso del Max Style, un negozio all'ingrosso a Villorba. Poi riesce a fare irruzione e rubare i soldi dalla cassa. Tra il denaro e i danni abbiamo perso, ci dicono, sugli 8.000 euro. È tornata a colpire la banda del tombino. Dopo i furti messi a segno tra il 16 e il 17 maggio ai danni di una palestra e di un negozio di autoricambi, il raid la notte scorsa tra Villorba e Spresiano. Il titolare di questa sala slot preferisce non farsi riprendere, ma ci racconta quanto è accaduto. È arrivato un personaggio che col tombino ci ha buttato giù la vetrata, è entrato dentro in sala e fortunatamente è entrato solo nella zona bar, cioè non ha distrutto nessuna slot, nessun cambiamonete e via dicendo, ci ha solo esclusivamente portato via i soldi che c'erano dentro la cassa bar, che sono 50 euro all'incirca. Sono più i danni alla porta che il bottino in questo caso, ci dice. I ladri hanno messo a segno furti in serie, lo stesso modus operandi. Hanno sfondato le porte vetrate d'ingresso di varie strutture servendosi del tombino. Una volta all'interno dei locali hanno rubato per lo più denaro contante custodito all'interno dei registratori di cassa. Il danno complessivo è in corso di quantificazione. Nel mirino dei malviventi a Villorba 2 ditte, Electroself e Max Style, e in un bar il caffè Vergnano, ma anche un'incursione in una sala slot a Spresiano. I carabinieri della compagnia di Treviso hanno effettuato i sopralluoghi presso le strutture in via Verdi, via Marconi, via della Cartiera Villorba e via Tiepolo a Spresiano. Ora gli investigatori sono al lavoro per raccogliere utili riscontri che consentano di identificare l'autore o gli autori dell'incursione notturna. Acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Oggi in regia Francesco Ceron e Italo Moravo, il servizio era di Daniela Sizia. Adesso andiamo in diretta a Galzignano Terme per capire cosa è successo sui colli euganei, frane, smottamenti e la richiesta dei comuni dei colli di avere bacini di laminazione. C'è in diretta Chiara Gaiani, a te Chiara. Direttore, buongiorno ai telespettatori. Con il collega Federico Cibotto ci troviamo in un paradiso, i Colli Euganei, davvero una bellissima giornata. C'è anche il rumore dei torrentelli che scorrono con noi. Il presidente del Parco Colli, Alessandro Frizzarin, che ringraziamo. Qui nei giorni scorsi, vedete la strada alle mie spalle interrotta, questa Niente, è una zona dove c'è poco segnale, quindi adesso vedremo di ripristinare il collegamento. Io direi di andare avanti con altri danni del maltempo. Si è abbattuta una grandinata imprevista su Conegliano e il coneglianese sembrava di stare sulle piste da sci. Vediamo molte zone completamente imbiancate dalla grandine. Conegliano, il coneglianese, danni coneglianese. È una cosa indescrivibile perché arriva in poco tempo, scarica tanta acqua in poco tempo e come è arrivata sparisce, come oggi abbiamo già il sole e siamo con le strade asciutte, con le case che speriamo in poco tempo riescano a asciugare anche quel minimo di acqua che gli è rimasto. Questo è il sentimento di oggi a Conegliano, città che dopo la recente grandinata si ritrova a fare la conta dei danni, soprattutto per gli allagamenti in diverse zone del territorio. 160 i volontari della protezione civile impegnati nelle aree più critiche. Abbiamo lavorato in sinergia con i Vigili del Fuoco e grazie alla provincia di Treviso che ci ha mandato 2 idrovore siamo riusciti per mezzanotte di ieri sera a risolvere tutti i problemi che ci sono stati su Conegliano. C'è qualche cittadino che ha dei problemi, deve chiamare l'ufficio tecnico del comune di Conegliano e poi i tecnici del comune valuteranno se mandare la squadra di reperibilità che abbiamo come comune di Conegliano oppure far intervenire i Vigili del Fuoco, però è una cosa che farà l'ufficio tecnico del comune. Il fortunale ha colpito anche San Vendemiano con interventi in via Mare e via Nazario Sauro. La bomba d'acqua ha provocato a Lipsia Pittoni un allagamento sul pavimento delle officine di circa 2 centimetri e lievi infiltrazioni nel controsoffitto. Al Cerletti un albero è stato sradicato dal cortile dell'Istituto Agrario, frane diffuse lungo la provinciale 36 nel tratto da Combai fino a Guia e poi numerosi arbusti e detriti sulle arterie della provinciale 1 a Maser. A Conegliano in via Friuli al condominio Monticano l'acqua nei garage era arrivata
alta 1,80 m di altezza. Ieri sera attorno alle 21 i lavori di prosciugamento erano terminati e questa mattina per i residenti era iniziata la conta dei danni. Raramente da queste parti si erano viste cose simili. Qui non ho mai visto tanta acqua, siamo da un po' di anni qui, però una cosa del genere mai vista. È stata questa bomba d'acqua probabilmente, ha intasato tutto. Qua c'era praticamente una spiaggia, si era fatta una battigia di grandine che veniva qui, tutta davanti all'ingresso. Qui a Conegliano mai visto, al massimo in TV, ma qui in zona assolutamente no. I fiumi d'acqua, grandine, e entrava nei garage anche dalla parte di là, proprio sembravano secchie di acqua. Sì, che ricordo una cosa del genere quando c'è stata la tromba d'aria a Conegliano il 5 agosto. Poi io non ho più visto una cosa del genere. Nuvole nere, infatti abbiamo detto guarda a Santa Lucia come piove, e poi è arrivato il disastro qui. Sì, è brutto, ma una cosa brutta, sì. L'ho anche documentato, ho fatto un filmato per vedere, perché così, per ricordo anche di questa cosa. Sì. Proviamo a ricollegarci con Chiara Gaiani e Federico Cibotto che sono sui Colli Euganei. Chiara, a te. Sì. Scusa il fiatone direttore, con il collega ci siamo spostati dalla strada chiusa che stavamo inquadrando per trovare il segnale. Siamo con, scusate, Alessandro Frizzarin, presidente del Parco Colli. Il maltempo qui ha fatto davvero grossi danni in questi giorni. Sì, grossissimi danni. Qui siamo nel comune di Galzegnano, che è uno dei comuni più colpiti dalle avverse condizioni meteorologiche dei giorni scorsi. Condizioni meteorologiche che hanno creato veramente molti problemi a questo territorio fragile, allagamenti, smottamenti, frane in quasi tutti i 15 comuni. Ecco, vi facciamo vedere con le immagini del collega Federico Cibotto proprio uno smottamento piuttosto importante che si è verificato in questa zona. Come vedete c'è tutto un ciottolato che è sceso dal monte qui che si trova alle nostre spalle. Qual è il problema? I comuni ribadiscono con forza, e il Parco Colli li appoggia, la richiesta di creare 4 bacini di laminazione. Le aree erano già state individuate con il consorzio di bonifica. I comuni hanno già anche messo dei fondi. Montegrotto Terme lunedì porterà questa mozione in consiglio comunale, poi si aggiungeranno man mano gli altri 14 comuni. È urgente, non c'è più tempo da perdere. Sì, i cambiamenti climatici ormai è proprio un'emergenza, è una realtà con cui noi dobbiamo veramente fare i conti, e con questo anche il problema della regimazione delle acque è un problema che va governato. Il Parco Colli è in prima fila con i comuni a sostegno dei sindaci proprio per cercare di risolvere questa problematica, affinché appunto ci si faccia portavoce presso gli enti sovraordinati proprio per la conoscenza della problematica e anche al fine di reperire delle risorse importanti per effettuare queste opere che sono i 4 bacini di laminazione che sono già stati progettati a partire dal 2019 e che dovrebbero essere effettuati nel comune di Saccolongo, Teolo, Rovolonna, Torreglia e Abano Terme, bacini di laminazione che potrebbero contenere fino a 800.000 metri cubi e che sarebbero senz'altro una risposta molto importante alle problematiche sia di dissesto idrogeologico sia anche per quanto riguarda le problematiche di siccità, perché allo stesso tempo per quanto riguarda i problemi idrogeologici potrebbero far defluire e contenere le acque provenienti dalle certo, dalle precipitazioni, dalle piogge abbondanti. E per quanto invece riguarda la siccità potrebbero essere una risoluzione anche del problema per quanto riguarda l'agricoltura, perché il nostro territorio è coltivato per l'80%. Inoltre potrebbero anche divenire degli importanti oasi naturali. Questo naturalmente sarebbe un fattore molto importante per quanto riguarda la nostra biodiversità. Perché tra l'altro, lo ricordiamo, i Colli Euganei stanno facendo domanda per diventare riserva
riserva della biosfera UNESCO. Se ho un secondo in un flash farei aggiungere al Presidente un altro problema, cioè quello degli incendi. Queste potrebbero aiutarvi. Certo, i bacini della Minazione potrebbero fungere anche da centro di convoglio di raccolta d'acqua e che è molto importante per manifestarsi dei fenomeni di incendi boschivi. Anche l'anno scorso abbiamo avuto dei fenomeni di questo tipo. Ok, allora noi ringraziamo il Presidente del Parco Colli, Alessandro Frizzarina, anche per la passeggiata veloce. Ringrazio Federico Cibotto, vi lascio a un'altra zona calda aperta nel Padovano. Andiamo a vedere qual è la situazione sull'argine del Muson, dove stanno lavorando per il consolidamento. Si lavora senza sosta a un'opera di ripristino della porzione di argine del Muson dei Sassi, franato una settimana fa lungo via Guizia e Campo San Piero. Camion e ruspe non si fermeranno neppure nel fine settimana per continuare l'inserimento delle parancole, lingue di lamiera lunghe circa 7-8 metri ciascuna, l'ultimo atto per rendere stabile e impermeabile il terreno posizionato lungo circa 80 metri. Se l'emergenza è passata, non è passata la preoccupazione. Le piene ripetute di questi giorni potrebbero aver creato altri danni lungo l'argine del torrente. Una frana è già stata riparata in via Tiso, a poco meno di 1 chilometro, ma potrebbero essercene altre. Nel frattempo le 50 famiglie e attività colpite dall'alluvione continuano a lavorare. Sgomberate case e aziende d'acqua e fango, buttato il materiale inservibile, va avanti la conta dei danni che solo nelle aziende più vicine alla rottura potrebbero superare il milione di euro, in attesa che gli uffici comunali predispongano i moduli per l'avvio delle richieste di risarcimento. E adesso con la regia di Francesco Cerone e Francesca Pezzo andiamo a Tezze sul Brenta, dove c'è Vanessa Banzatto. È iniziata la bonifica all'ex Galvani. A te Vanessa. Buongiorno a te direttore e alle persone che ci stanno seguendo. Ci troviamo proprio in via Trecase a Tezze sul Brenta, davanti a quella che è stata chiamata la fabbrica dei veleni, ex PM Galvanica, ex Tricom, che ha provocato uno dei più grandi e importanti inquinamenti di falda acquifera da cromo esavalente e da nickel. È stato davvero un dramma per l'ambiente, ma anche tante le persone che sono morte a causa di quello che è stato respirato proprio durante le lavorazioni, lavoratori, dipendenti dell'ex PM Galvanica, ex Tricom. Con me l'assessore regionale Roberto Marcato, perché oggi c'è stato un sopralluogo per dare il via all'ultima parte della bonifica dei terreni appunto dell'ex PM Galvanica, una bonifica che dovrebbe finalmente, assessore, mettere la parola fine a una delle vicende più tragiche e scellerate che ha riguardato il nostro Veneto. Sì, dice benissimo, oggi mettiamo la parola fine, finalmente. Siamo riusciti, ho portato appunto in giunta una delibera con un budget di 6 milioni di euro, che erano quelli che ci mancavano per arrivare a chiudere finalmente questo dramma del territorio. Complessivamente questo inquinamento è costato alla Regione e ai contribuenti 14,7 milioni di euro, 13,6 dei quali sono stati messi dalla Regione Veneto attraverso legge speciale per Venezia. Questo è un dramma che il territorio, ahimè, vive da anni, da troppi anni. È un territorio e un dramma che ha avuto conseguenze sulla salute delle persone, sulla vita delle persone e sul territorio. Non è un caso che noi abbiamo usato i soldi, le risorse della legge speciale per Venezia, perché questo interessa, come in quanto bacino scolante, anche la laguna veneziana. Quindi dobbiamo impedire che gli inquinanti arrivino anche in laguna. Ahimè, lo sottolineo ancora una volta, la legge speciale per Venezia dal 2011 non viene più finanziata. Io credo che questa sia una priorità, visto l'importanza di Venezia e l'attenzione che tutti dicono di avere per l'ambiente. Insomma, spero che questo governo faccia quello che non hanno fatto gli altri, e cioè rifinanzi la legge speciale per Venezia. In cosa consistono quest'ultima fase di lavori, di bonifica, in cosa consistono? Viene messo in sicurezza in situ, e quindi viene lavorato
trovato il materiale contaminato qui, poi viene fatta tutta una barriera che ha una profondità di 24 metri, quindi stiamo parlando di un setto davvero importante, e poi alla fine viene messo un capping cosiddetto, una copertura a chiusura dell'area, in modo tale che non sia più un problema per nessuno, e finalmente potremo ridare al territorio una porzione di Veneto che ha creato tanti e tanti problemi. Certo è che resta ancora aperta la ferita che è stata provocata da queste lavorazioni, soprattutto dalla mancanza di sicurezza nelle lavorazioni all'interno di questa fabbrica. Chrome esavalente, nickel e chissà quali altri metalli cancerogeni, dannosi, mortali sono stati appunto respirati soprattutto dalle persone toccate, dalle persone in tantissimi anni, perché si parla ancora della metà del Novecento, di conseguenza attorno al 1970 questa azienda aveva proprio avuto il boom. Lavorazioni, questa piaga, questa ferita che resta aperta nel nostro territorio e che deve dare anche, però lanciare anche un messaggio proprio a chi si occupa di attività, perché non succedano più, perché ci sia un'attenzione massima all'ambiente, al territorio. Sì, e non solo, perché c'è una normativa che da questo punto di vista a mio avviso è assolutamente carente, cioè non è possibile, come abbiamo visto anche in altre situazioni che abbiamo seguito direttamente come regione, non è possibile che uno arrivi, inquina, poi viene beccato, fa un patteggiamento, si fa 2 ore di carcere e poi amici come prima. No, non è così che funziona, perché qui noi usiamo soldi dei contribuenti che sono i soldi di tutti noi, e questa gente qua non paga, allora ci deve essere una normativa che sia davvero efficace. Chi commette reati come questi coscientemente deve passare la vita in carcere, non può avere attenuanti, perché qua c'è il danno ambientale, c'è il danno erariale, c'è il danno fisico alla vita delle persone, all'incolumità delle persone, insomma una serie di reati, per cui non basta un mese, una settimana di carcere. Evidentemente serve una normativa, se vogliamo davvero tutelare l'ambiente, che prenda i lazzaroni e faccia loro pagare quello che devono pagare. Adesso ecco, diceva però alla fine nel 2026. Gennaio 2026 noi qua dovremmo piantare, come dire, l'alberello della pace, insomma, di finire tutto, ci contiamo, verremo a verificare la procedura e i tempi, che vengano rispettati i tempi, perché per noi questa è una ferita che va sanata quanto prima. Bene direttore, da Tezze sul Brenta è tutto, ti ricevo la linea. Grazie molte a te Vanessa Banzatto e anche a Alessandro Costacurta, il nostro operatore. Intanto sentiamo cosa ha detto sull'instabilità che permane sul nord-est del tempo l'assessore alla protezione civile e all'ambiente della regione del Veneto, Giampaolo Bottacin, poco fa. Abbiamo avuto 2 eventi particolarmente rilevanti, uno la settimana scorsa e uno questa settimana, ma inframmezzati, e anzi anche nella giornata di ieri, in quella di oggi, ci sono dei fenomeni temporaleschi che non aiutano. E i fenomeni sono stati molto rilevanti, i dati di ARPAV ci dicono che precipitazioni piovose così rilevanti nel mese di maggio sono molto rare. Ad ogni modo devo dire che i bacini di laminazione hanno funzionato, hanno fatto il loro mestiere, hanno evitato che si allagasse Vicenza, che si allagassero i centri abitati a valle di Vicenza, però qualche disagio c'è stato perché le precipitazioni sono state rilevanti e perché abbiamo avuto qualche rottura arginale ripristinata in tempo record dai nostri tecnici, che ringrazio anche le imprese che sono intervenute in condizioni veramente difficili ed estreme H24. Ovviamente adesso c'è la conta dei danni, abbiamo già chiesto lo stato di emergenza, il Presidente lo ha chiesto già la settimana scorsa, sono già venuti i tecnici del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile già sabato e domenica scorsa, adesso stiamo integrando la relazione con gli eventi degli ultimi giorni e dopodiché lo stato di emergenza dovrebbe essere riconosciuto. Negli ultimi 4 anni abbiamo attivato 2527 cantieri, una cosa che non è mai accaduta nella storia di nessuna regione nell'arco temporale che si possa ricordare di questa Repubblica. Aggiungo che noi ci siamo dotati
ormai 15 anni fa di un piano fatto con l'Università di Padova, quello che ha preso il nome di piano Dal Paos, appunto dal nome del professor Luigi Dal Paos, e questo piano vale 3 miliardi e mezzo di euro. Noi abbiamo messo a terra 1 miliardo e 800 milioni di euro, quindi non poca cosa da quando ci sono io. Ovviamente abbiamo fatto molto, ma ancora c'è qualcosa da fare. Tutto questo noi lo facciamo con a volte grave difficoltà, perché dobbiamo fare i conti con i comitati, con i ricorsi, a volte ricorsi proposti anche da sindaci, e con le soprintendenze, insomma con tutti coloro che non sono d'accordo con la realizzazione di queste opere. Quindi oltre al reperimento dei soldi, che non è una cosa da poco, c'è anche il problema burocratico di tutti questi ostacoli che devono essere superati. Così l'assessore Bottacina. Ieri ci sono stati anche fenomeni piuttosto intensi, grandinate improvvise, vento, qualche nubifragio. L'Alta Marca ha rivissuto momenti di apprensione dopo le piogge torrenziali e la fitta grandine che hanno improvvisamente imbiancato e allagato Conegliano, costringendo i vigili del fuoco a decine di interventi. Nel pomeriggio di ieri la grandine si è abbattuta sul quartiere del Piave. Le immagini si riferiscono a Pieve di Soligo, dove il ghiaccio ha ricoperto l'asfalto mentre l'acqua scorreva ai lati della carreggiata. Ancora cronaca nera, purtroppo episodi di violenza, risse tra bande di stranieri anche nel centro storico di Venezia. Addirittura l'altra notte ci sono stati degli spari. Dicono che erano una ventina, stranieri, divisi in 2 bande, chi armato di spranghe, chi di una scacciacani, da cui sono stati esplosi 2 colpi che hanno squarciato il silenzio della notte tra martedì e mercoledì all'altezza del Ponte dei Tre Archi. Era circa l'1:45. Prima le voci di una discussione molto accesa, poi il passaggio alle vie di fatto. All'arrivo dei carabinieri, che hanno rinvenuto alcuni bossoli a salve, non c'era già nessuno. La zona è comunque coperta da diverse telecamere di videosorveglianza, ma al momento su chi fossero le 2 bande che si sfidavano, forse africani e dell'Europa dell'Est, e per quale motivo, si possono solo avanzare supposizioni. I residenti sono stupefatti. Io di sera non esco, sono in casa, quindi quello che c'è di sera non ho idea. Di giorno mi sembra una zona popolare, una zona tranquilla, di giorno. Alla sera, come le ripeto, io non esco. Alla sera non vogliamo fare brutti incontri. Ah, per quello non si esce? No. Perché no, dopo una certa ora, non è che a Venezia ci sono personaggi che magari fanno qualche... È peggiorata ultimamente? Oddio, c'è stato un periodo che avevamo un po' di casino, diciamo. Io in realtà ho sentito qualche discussione, ma niente di particolare, una sola volta negli ultimi 6 mesi, ma questa è una zona che al sabato sera si trasforma in una zona vivace, durante la settimana vive, i vicini li conosciamo tutti, tutte persone tranquille, mai visti episodi. Una volta qui i locali aperti la sera si contavano sulle dita di una mano e i flussi della movida notturna si concentravano nelle vicinissime fondamenta degli Ormesini e della Misericordia. Negli ultimi anni invece, lungo gran parte delle 2 fondamenta che costeggiano i circa 800 metri del Rio di Cannaregio è una continua apertura di bar e ristoranti, non sempre dalle frequentazioni integerrime, sostiene qualche vecchio gestore della zona, che preferisce rimanere anonimo quando racconta che anche da queste parti sono frequenti i passaggi di piccoli spacciatori. Venezia, secondo lei, sta peggiorando da questo punto di vista? È una città meno sicura? No, ritengo che sia un'evoluzione abbastanza attuale questa, cioè non è solo Venezia che peggiora, è un po' da tutte le parti che la sicurezza o che i comportamenti scavalcano ogni civile comportamento. È tranquillo? Sì, finora è sempre stata tranquilla, però speriamo bene che andiamo avanti così. Cannaregio è uno dei sestieri più suggestivi di Venezia, il servizio era di Filippo Fois. Ancora cronaca, vediamo una lite tra padre e figlio dove è spuntato anche un coltello, è successo a Zero Branco.
In evidente stato di alterazione causato da un mix di alcol e psicofarmaci, un uomo ha iniziato ad inveire contro il figlio ventenne. Ne è nata una lite violenta fino a quando è spuntato anche un coltello da cucina. L'uomo, 47 anni, ha minacciato il ragazzo, tanto che lo stesso giovane, impaurito dall'atteggiamento aggressivo del papà, ha chiamato un amico per chiedere aiuto. Immediatamente sono stati allertati i carabinieri sul posto. Sono giunti in pochi minuti i militari dell'Arma della stazione di Zero Branco. L'uomo era ancora in stato di alterazione, tanto da aggredire 2 carabinieri, prima li ha minacciati e poi spintonati, rendendo necessaria la sua immobilizzazione forzata. Il 47enne è stato arrestato per resistenza pubblica ufficiale. Oggi in tribunale l'arresto è stato convalidato ed è stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di firma. Il procedimento nei suoi confronti è stato aggiornato al 20 giugno, giorno in cui verrà giudicato con rito abbreviato. Servizio di Daniela Sizzia. Adesso andiamo sul Grappa, dove una guida alpina ha sventato il suicidio di un uomo che stava per buttarsi con l'auto in un burrone. L'ha salvato agganciando l'auto ad un albero. Ho allertato il 112 dicendo appunto che c'era questa macchina messa in posizione strana, che se fosse questo motore acceso, se ingranava la marcia, sarebbe caduto giù per il decollo. È così che Gianluca Bellin, esperta guida alpina, ha contribuito a salvare un uomo che nel pomeriggio a Borso del Grappa, al decollo dei Parapendii Stella, si trovava con la propria auto in una posizione critica a pochi metri dalla caduta verso un burrone. Dovevo andare verso Cima Grappa e fare il giro dei locali e dei luoghi di massimo assembramento per apporre questo cartello fatto dall'IPA per sensibilizzare le persone che andranno su in Cima Grappa a soggiornare o a fare festa di portare via le immondizie rispetto al territorio e via discorrendo. Mentre salivo in località Stella, praticamente lì c'è un decollo per il parapendio e ho notato che c'era questa macchina parcheggiata, diciamo male, più che parcheggiata sembrava che stesse cadendo verso il decollo del parapendio. Sono fermato e ho chiesto al conducente se aveva qualche problema. Ho visto che la persona era parecchio scossa, parlava al telefono, piangeva, era sconvolto e lì ho capito che c'era qualcosa che non andava. Vista la situazione è stato dato l'allarme. Sul posto le forze dell'ordine assieme ai vigili del fuoco, presenti anche gli operatori del consorzio turistico Vivere il Grappa, operativi nell'allestimento in vista del passaggio del Giro d'Italia previsto per sabato. Gianluca con una tecnica ha consentito di evitare il peggio. Mentre eravamo lì, che mentre la polizia e i carabinieri cercavano di interpellare la persona, io ho visto che c'era il gancio traino dietro della macchina, c'era il foro per gancio traino, ho messo il gancio traino, ho attaccato la macchina, l'ho ancorata a un palo di sicurezza e ho messo in tensione la corda, così che speravo che non dovesse salire, no? Quindi c'è cosa è successo? Sono arrivati anche i vigili del fuoco, è arrivato soccorso, anche soccorso alpino, l'ambulanza, probabilmente la persona fu un po' agitata, ha ingranato la marcia, ma a quel punto ha fermato subito la sua corsa, probabilmente grazie alla corda che avevo posizionato. L'uomo alla fine è uscito dall'auto ed è stato affidato ai sanitari per tutti i successivi accertamenti. È stato reintegrato sul posto di lavoro un uomo che era stato accusato di molestie sessuali. Sentiamo. Le frasi sessiste erano rivolte ad una cantante che la sera prima si era esibita a Sanremo, mentre l'apprezzamento rivolto alla collega per i giudici della sezione lavoro della Corte d'Appello di Venezia non ha l'attitudine della molestia. E così il portiere di un'azienda padovana è stato reintegrato al lavoro dopo un provvedimento disciplinare e il licenziamento seguito alla condanna in primo grado per molestie nei confronti di una collega. Il 59enne, dipendente della Snam Rete Gas, è tornato così al lavoro. L'episodio che aveva dato origine alla vicenda giudiziaria risale al febbraio 2022, nei giorni in cui era in corso il Festival di Sanremo. Il lavoratore aveva rivolto espliciti frasi maciste sul corpo e l'abbigliamento provocante delle donne, che aveva scatenato la denuncia della Vigilantes. Il 59enne, durante il processo, ha spiegato che le frasi deprecabili erano rivolte ad una giovane cantante in gara al festival e non alla collega, a cui aveva detto «sei bella se indossi un top». L'uomo era stato licenziato per giusta causa dall'azienda, ma ora con questa sentenza verrà reintegrato. Servizio di Valentina Visentina, andiamo in pubblicità 2 minuti e poi torniamo con Focus TG.
L'imprenditore veneto bloccato in Nuova Caledonia per gli scontri in corso tra bande rivali ha mandato alla tribuna di Treviso queste immagini per far capire qual è la situazione. Vedete auto rovesciate date alle fiamme in mezzo alle strade, ci sono questi posti di blocco improvvisati, scontri, vi dicevo, tra bande rivali con i ribelli che hanno occupato anche l'aeroporto, per cui questo imprenditore non riesce a ripartire, probabile che non sia l'unico italiano in questa difficile situazione. Torniamo a Vicenza dove ieri c'è stato un incidente lungo l'autostrada A4 tra Montecchio Maggiore e Vicenza Ovest con un camion carico di bovini che si è rovesciato, 2 persone ferite con gli animali che sono fuggiti in autostrada. Ovviamente il traffico è andato in tilt. Vitelli in fuga in autostrada, sono spaventati, scappano dopo un incidente in cui alcune bestie sono rimaste uccise. Sono le prime luci dell'alba, alle 6:30 sull'A4 tra Montecchio Maggiore e Vicenza Ovest, un auto articolato carico di bovini dopo un tamponamento con un'automobile si rovescia su un fianco. Qualche automobilista di passaggio lancia l'allarme, i vigili del fuoco accorrono da Arzignano e Vicenza. Arrivati sul posto, aiutano i 2 autisti del tir rimasti leggermente feriti a venire fuori dalla cabina per poi consegnarli alle cure dei medici e degli infermieri del SUEM 118. L'auto articolato, che era carico di 50 bovini, viene messo in sicurezza dai pompieri. Nell'incidente alcuni animali non sopravvivono, altri restano feriti, altri ancora rimangono bloccati, ma ci sono alcune mucche che, spaventate, iniziano a correre sull'autostrada. In direzione Venezia viene posto l'obbligo di uscita a Montecchio con code che raggiungono subito i 14 chilometri, che poi diventano nel corso della mattinata addirittura 25. Una situazione che si riflette anche sul traffico stradale dell'Ovest vicentino che va in tilt. Tutti gli uomini a disposizione in campo da questa mattina alle 7, ciò nonostante gli incolonnamenti sono stati inevitabili dalla statale 11 con più di 10 km di colonne, la strada del Melaro sostanzialmente sempre intasata fino a Vicenza, ma anche la provinciale 500 e la stessa autostrada che mi dicono avesse più di 25 km di colonna. Intanto in autostrada la polizia stradale con i vigili del fuoco e alcuni veterinari dell'Ulsotto Berica hanno recuperato gli animali impauriti e feriti che scappavano in direzione di Vicenza Ovest. L'autostrada è rimasta bloccata per 6 ore, un dramma per quelle bestie vittime di un incidente la cui dinamica deve essere accertata dalle autorità competenti. Servizio Carlo Alberto Inghilleri, vediamo alcuni titoli del quotidiano L'Arena di Verona. E allarme ancora una volta nella terapia intensiva neonatale per il Citrobacter. Sono in corso degli esami sul ceppo, spariscono i lavandini vicino alle culle. Andrea Rosignoli, nuovo soprintendente. Tutelare il patrimonio per viverlo, rafting, musica, teatro, anche a Verona scuole aperte d'estate, ecco quali e cosa propongono. E poi avviata una colletta per gli alluvionati dalla diocesi di Vicenza, ci rientrano 11 comuni veronesi. Attiene evaso dai domiciliari ed è andato a rubare in un appartamento, adesso si è trovato a faccia con le vittime che l'hanno inseguito e l'hanno fatto arrestare dagli agenti della polizia locale. Hanno trovato il cancello del garage della loro abitazione e la porta d'ingresso aperti. La coppia di coniugi che rientrava a casa si è trovata a faccia con il ladro che li ha spintonati violentemente, guadagnandosi la fuga scappando. Nella fuga, inseguito da uno dei 2 coniugi che urlava ai passanti di fermarlo, ha gettato via un involucro all'interno del cortile di un'abitazione privata. A quel punto il corriere di una ditta a bordo del suo furgone, accortosi di quanto stava accadendo, ha avvicinato il fuggitivo rallentandone la fuga. Nel frattempo sono intervenuti gli agenti della polizia locale nord-est vicentino che lo hanno bloccato accertando che avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari. Nel percorso di fuga è stato anche trovato l'involucro pieno di oggetti di valore che sono stati riconosciuti come propri dalla coppia derubata. L'uomo è stato arrestato per rapina e per evasione dai domiciliari.
Vediamo la prima pagina del giornale di Vicenza, questa è una notizia da Bassano del Grappa, studio estetico abusivo in cui si praticavano iniezioni di filler dopo i trattamenti, effetti collaterali su alcune clienti. Muore a un mese dall'incidente in cui perse la vita la moglie, una storia triste da Zugliano. E poi verso Padova-Vicenza, Vecchi che dice fatto solo un primo passo, l'obiettivo è vincere i play-off. Ubriachi alla guida, incidenti, denunciati una ottantenne ed un trentenne. Il punto sulla diminuzione dei posti letto e sulle carenze d'organico nelle ULS, nell'ULS 2, CGIL all'attacco sullo sbilanciamento tra pubblico e privato, immediata la replica del direttore generale Francesco Benazzi. È come se noi avessimo una macchina e andassimo a correre per le strade in prima o in seconda e non siamo in grado di andare in terza, in quarta oppure in quinta. Nuovo capitolo del braccio di ferro tra sindacati e ULS 2 sulle carenze d'organico in sanità e il progressivo sbilanciamento dei servizi dal pubblico verso il privato. Numeri alla mano, tra il 2019 e il 2023 sono diminuiti posti letto e risorse umane. Abbiamo un calo di posti letto in 6 anni di meno 57, di cui alcuni reparti più colpiti come l'area medica meno 67. Lo stesso vale per il personale, sempre riparametrato a livelli minimi con meno 20 infermieri in media e personale sociosanitario meno 6. Questo mette in discussione la tenuta dell'assistenza ospedaliera. Carenze di organico e investimenti sempre più esigui. Non è possibile che noi abbiamo a livello nazionale, che poi si ripercuote anche a livello regionale, un investimento sul PIL del 6% anziché il 10% come alla Germania. E ogni punto di PIL vale 15 miliardi. La sanità, anche quella trevigiana, si sta sempre più privatizzando e noi crediamo che la prima vera soluzione sia decidere che politicamente la sanità diventa uno dei punti all'ordine del giorno seriamente dell'agenda politica di questo Paese, implementando il Servizio Sanitario Nazionale. Il tema oggi non è quello di dire chiudiamo le strutture private, ma è proviamo a capire come i soldi vengono spesi e quindi provare a rimettere dritta una barra che se no avrà chiaramente un epilogo molto chiaro. Con la sanità privata, conclude Casarin, che rischia di prevalere. Uno scenario che il direttore generale Francesco Benazzi respinge con fermezza. La Marca e il Veneto, dice, registrano in realtà un valore relativo alle prestazioni del privato accreditato tra i più bassi d'Italia rispetto al pubblico, il 14% dei ricoveri, il 6,6% delle visite specialistiche. Il privato accreditato costituisce un valore aggiunto, aggiunge Benazzi, aiuta il pubblico quando serve ma senza fare quel che vuole. Siamo noi, conclude il DG, a decidere. Una grave carenza di medici di base, non solo qui in Veneto, a Musano di Trevignano l'azienda sanitaria è al lavoro per trovare un professionista che possa operare al posto del medico andato recentemente in pensione. Stiamo lavorando con l'ordine dei medici eccetera per trovare nel tempo più breve possibile un medico da inserire nuovamente in questa realtà. Con queste parole il direttore generale dell'ULS 2 Marca Trevigiana Francesco Benazzi rassicura i residenti di Musano di Trevignano che in questi giorni stanno effettuando il cambio del medico di base dopo il termine dell'attività del dottor Giovanni Battista Sponza, storico professionista di questa frazione. Il problema, come raccontato ai nostri microfoni la scorsa settimana, riguarda 1800 persone. Il medico più vicino è a Cairano di San Marco e la criticità riguarda gli anziani che dovranno spostarsi di circa 15 chilometri. L'azienda sanitaria è al lavoro. Chiaro che i medici i primi incarichi che noi diamo sono incarichi provvisori, quindi poi quando i colleghi prendono un incarico definitivo devono obbligatoriamente spostarsi in base a una graduatoria che viene fatta dall'azienda zero. In questi giorni i residenti si sono recati a Casa Zanette, convocati dall'ULS, per effettuare il cambio. In attesa di un eventuale nuovo medico è stata spedita nelle ultime ore una lettera indirizzata all'azienda sanitaria, alla regione e per conoscenza al comune. Nella missiva i cittadini chiedono, oltre al professionista, l'individuazione di una sede che possa venir loro incontro, soprattutto da un punto di vista logistico, pensando in primis a chi è più avanti con l'età. Mancano medici, infermieri, mancano operatori sociosanitari, ma non mancano i lupi. Quelli non mancano mai, soprattutto sull'altopiano di Asiago. Vediamo cosa è successo a Rozzo. Una signora mi ha chiesto
Sindaco, se tu avessi dei bambini piccoli come i miei, li lasceresti là ad aspettare il pulmino in quella zona del paese? A cuor leggero non lo farei neanch'io, visto che è la stessa zona dove sono passati i lupi per andare a attaccare le pecore dietro. C'è paura a Rozzo, c'è paura in tutto l'altopiano a causa delle continue predazioni dei lupi. Sono 3 gli attacchi registrati da inizio dell'anno, sono più di 10 gli animali uccisi a pochi passi dal centro abitato. In questa stagione abbiamo già subito il terzo attacco. Sono state attaccate delle pecore un mese fa, sono stati attaccati 2 asinelli, uno sbranato e un altro, avete riportato anche voi, e un altro ferito che poi è morto per le ferite alcune settimane fa. E poi l'ultimo agguato nel weekend, predate 4 pecore protette da un recinto a doppio filo elettrificato, elettricità che però non ha fermato la fame dei lupi. Lupi, animali predati, cittadini e sindaci, un imbuto dove fluisce un problema che al momento non trova soluzione. Chi deve fare qualcosa non possono essere i sindaci, ai quali peraltro viene sempre delegato ogni tipo di responsabilità, perché poi la fine del grande imbuto delle responsabilità finisce sempre nei sindaci dei paesi, e questo è inaccettabile sia umanamente per i sindaci ma sia sotto il profilo legale, perché così non si può più andare avanti. Una soluzione, secondo il sindaco di Rozzo, che partirebbe dal censimento dei lupi. Secondo me vanno censiti e se sono troppi vanno eliminati. E per eliminati intendo che potrebbero anche essere spostati, io non so come fare, però certamente non possono lasciarci i lupi in casa. Dai lupi passiamo alla campagna elettorale di Bassano del Grappa, dove ovviamente ci sono alle viste, c'è alle viste il voto dell'8 e del 9 giugno per le amministrative e per le europee. A Bassano c'è il progetto Bassano 2020 presentato nel 2010, le 2 proposte innovative di Fratelli d'Italia che sostengono l'attuale sindaco Elena Pavano, una piazza, un parcheggio e una nuova scuola per la città. Le proposte, 2 in particolare, arrivano da lontano, addirittura da progetti del 2010, e così Fratelli d'Italia recupera per Destra, Brenta e Angarano l'idea di un parcheggio capiente e la fusione di 2 scuole, la Bella Vitis e la Pascoli, in un unico nuovo complesso, tutto nell'area dell'attuale scuola Campesano. È un parcheggio in Destra Brenta molto capiente, arriviamo a 900, anche 1000 posti auto, senza consumare suolo. Il prioritario secondo me è quello di dotare l'area di Destra Brenta di una nuova scuola, una scuola innovativa, a contatto con la natura, sostenibile. L'altro progetto è quello del sottopasso e di una nuova piazza in Viale delle Fosse che metterebbe in sicurezza l'attuale passaggio pedonale. Complicato anche questo? Assolutamente no, sicuramente per il traffico comporterà delle fasi di sopportazione, perché fare un sottopasso, oltretutto non come quello che c'è adesso, ma fare un sottopasso che è una piazza ipogea, quindi con luci molto ampie, richiede ovviamente anche interventi ampi. Per i bassanesi si tratta di una ricucitura del centro storico verso la parte ad est e in particolare con l'area dell'ospedale vecchio, creando una zona che sia anche vivace e vitale. Mentre per quel che riguarda la soluzione dei parcheggi in Destra Brenta, per la prima volta viene presentato un progetto di visione, di respiro, che può mettere insieme la soluzione di varie tematiche, da quella dei parcheggi a quella anche di una nuova scuola innovativa. Per la piazza servono 3,5 milioni, per la scuola nuova e il parcheggio impegno economico ancora superiore, ma sostengono i promotori ci possono essere finanziamenti regionali e statali. Servizio Federico Fusetti, e dall'altra parte della barricata Nicola Finco, candidato sindaco per Forza Italia, Lega e Democrazia Cristiana, che propone Bassano città europea. Affacciandosi dal Ponte Vecchio, il panorama della cartolina della città è il Grappa, il Brenta, ma guardando oltre c'è l'Europa. Dare un respiro europeo a Bassano è una delle priorità di Nicola Finco, che sottolinea come in questi 5 anni la città abbia perso in quest'ambito occasioni e possibilità. Per intercettare i tanti fondi europei e le opportunità bisogna avere una struttura consolidata, non solamente a livello di Bassano del Grappa ma di territorio, quindi parliamo di un bassanese, dell'area del bassanese, ma soprattutto strutturata.
Ma purtroppo in questi anni di treni ne abbiamo persi tanti anche a livello comunitario. Bassano purtroppo da troppi anni è isolata. Noi abbiamo ancora la mentalità, no, della città piccola, della città bomboniera. Invece noi dobbiamo pensare in grande, dobbiamo pensare a una città che sappia dialogare con le altre realtà contermini, ma che sappia anche dialogare a livello comunitario. Anche il candidato consigliere Giovanni Baggio ha posto l'accento sulle opportunità specifiche per il territorio bassanese. Bassano è città europea, direi anche che è una piccola capitale europea. È importante innanzitutto sapere intercettare tutte quelle che sono le opportunità di finanziamento, i bandi e i fondi europei. Attiviamo immediatamente uno sportello dedicato a livello sovracomunale, in cui Bassano sia città capofila, con personale formato e dedicato solamente a intercettare le varie opportunità che l'Europa ci presenta. Da una parte Bassano come città smart cities, quindi investimenti nella tecnologia e nel digitale, dall'altro la transizione verde. Sempre la politica bassanese, i candidati della Democrazia Cristiana hanno presentato alla stampa le loro proposte programmatiche per la viabilità. I candidati DC alle elezioni amministrative di Bassano accendono i riflettori sul tema della viabilità cittadina, una viabilità, dicono, che va rivista soprattutto nell'area centrale della città. Dal 1984, che era stato l'ultimo piano Baccega, si sono fatte molte proposte, non si è più portato avanti niente. Noi abbiamo pensato a 2 vie, 2 soluzioni per intervenire fattivamente sul ricucitura della prima parte sud di Bassano, quindi via Beata Giovanna, con il suo relativo centro storico. 2 proposte, la prima vede il ripristino del doppio senso di marcia in viale Parolini. Si fa in modo che Largo Parolini assuma un traffico nord-sud di scorrimento, ovviamente rimarrà l'asta che viene in su, quindi la corsia che viene in su, si arriva in fondo al Largo Parolini con una nuova rotonda da realizzare, d'altronde abbiamo ancora la presenza di alcuni gersi che possono agevolarla. La seconda vede allo studio dei tunnel interrati. Dalla fine di Largo Parolini, perché per intenderci, una discesa in cui ci portiamo a meno 20 metri di quota e attraversiamo tutta la zona dei Remondini, discesa Brocchi, risbuchiamo nella parte di Piazzale Cadorna e risaliamo addirittura di 5 metri per arrivare al livello di Piazzale Cadorna, quindi bypassiamo tutto quello che è la problematica che potrebbe esserci nel passare sotto edifici e quant'altro. Questa asta potrebbe anche prolungarsi verso Viale delle Fosse. La terza ipotesi invece prevede di lasciare tutto invariato, 3 soluzioni che saranno al centro di un sondaggio online aperto a tutti i cittadini. Bisogna cominciare dalla centralità del centro storico per cambiare la città e mi pare che questa idea di viabilità attorno che allarga il progetto del centro storico sia geniale. Perché allargare il centro storico in questa misura significa anche recuperare residenzialità al centro storico, in altri termini anche consumi in centro storico. E Luigi D'Agro al microfono della nostra redazione di Bassano del Grappa. Andiamo in pubblicità, ancora 2 minuti e poi siamo di nuovo qui. Grande festa ieri a Padova per l'arrivo del Giro d'Italia in Prato della Valle. Rivediamo le immagini. Dovrebbe essere Team Merlina, attendiamo la conferma, il bellissimo recupero di Giovanni. Il crescendo di emozione, la volata e l'esultanza, il corridore fiammingo Tim Merlier, il conquistatore della 18ª tappa del Giro d'Italia, arrivata ieri in Prato della Valle a Padova. Abbiamo un corridore che arriva dal Belgio e difende i colori della Soudal Quick Step. Gli applausi sono per Tim Merlier. Ed eccolo qua, il volto sorridente del vincitore della 18ª frazione. Premiato dal sindaco Sergio Giordani, per Merlier è la seconda vittoria di questo giro, dominato dalle prodezze dello sloveno Tadej Pogacar, definito dopo Eddy Merckx il nuovo cannibale. A lui va la maglia rosa. Tadej Pogacar! Del primato in classifica generale, il rosa della leggenda, Tadej Pogacar!
ragazzi, colore di rosa, il cielo di Padova. Secondo per 1-0 il friulano Jonathan Milan, dato per favorito. Delusione per il podio mancato anche per il padovano Alberto Dainese, che è arrivato quarto e che gli oltre 100.000 che hanno seguito il giro da bordo strada volevano vedere alzare le braccia al cielo. Quel che resta di questa giornata storica è l'immagine di una città che è stata protagonista. Sono ancora emozionato per tutta questa gente, per tutta la valle, il tempo che ha tenuto, l'organizzazione perfetta, grazie a tutto il personale dell'amministrazione comunale, a tutti i volontari. Io devo ringraziare la città perché ha reagito in maniera spettacolare. Un evento eccezionale preparato da tempo che ha dimostrato come Padova sia in grado di ospitare grandi eventi, pronta quindi per nuove sfide. Vi posso anticipare che per il 2025 ci sarà un'altra cosa straordinaria e credo che a breve la città lo saprà. È comprensibile soddisfazione della giunta di Padova, il sindaco Giordani, l'assessore Bonavina, e c'era tantissima gente, tantissimi appassionati per godersi lo spettacolo dell'arrivo. Ragazzi, ma allora prossimamente vediamo anche voi al Giro d'Italia? Sì, speriamo. Che piace oggi questa giornata? Tanto entusiasmo, dai. Speriamo che non piova. Ma sono più belle le tappe di montagna o queste qui di velocità? Dipende come va la corsa, come corrono i corridori. Con 13 record sono entrato nell'86 con Francesco Moser. Lui aveva il record allora, io avevo già 4 primati, una pagina intera. Nell'87 sono apparso con lui in fotografia, nell'88 lui ha perso il record ed io ho piazzato 13 record, che lo vedete qui, tuttora imbattuti. 24 anni fa c'era? Era 24 anni fa. L'arrivo qua in Prato della Valle è uno spettacolo come oggi, tantissima gente, una bella giornata di sole, speriamo che oggi si ripeta. Promesse del ciclismo e storici amatori, un connubio di generazioni legate dalla passione per le due ruote e per la maglia rosa, l'emozione di un momento unico, quella che si è respirata per tutto il giorno in Prato della Valle a Padova, dove è arrivata la 18ª tappa del Giro d'Italia. Mi sto allenando, l'allenamento abbiamo fatto con gli alpini a Vicenza, da lì portiamo avanti l'allenamento. Comunque quest'anno è un giro meraviglioso, specialmente questi qua, gli ultimi, specialmente vedere Pogacar è qualcosa di straordinario, perché vedere la semplicità di un ragazzo, perché è molto semplice. E Dainese che è nostrano? Speriamo che vinca lui oggi, siamo qua, che facciamo il tifo. Cos'è che volete dire ai vostri nipotini? C'ero anch'io, oggi il nonno c'era. Agli amici c'ero anch'io. Dai tempi di Coppi e Bartali che io ho visto Coppi praticamente nel Giro d'Italia nel 49 che veniva su a Teolo con 17 minuti di vantaggio. Se si pensi. È orgoglioso che Padova ospiti l'arrivo. Padova ci voleva. È un discorso molto positivo e sportivo. E oggi tutti in rosa, scuole chiuse, quindi il papà sta con la bimba. Ne approfittiamo per questa ad ora bella giornata e speriamo di vedere anche qualche campione, quindi anche un po' di sport professionistico sano. Oggi sicuramente è una tappa per velocisti, Prato della Valle è una delle piazze più belle d'Europa, dunque sicuramente arriveranno in volata. Appassionati arrivati da tutto il mondo. I'm from Australia. So we've come over on holidays and Arrivo dall'Australia, amiamo molto il ciclismo. Andiamo in bici, guardare il Tour de France e il Giro d'Italia. Mi sono messo la maglietta rosa apposta. So I make sure I wear it today. ¿De dónde eres? De Bogotá, Colombia. Nos gusta mucho y venimos a ver si gana algún colombiano apoyando. Oltre 100.000 persone si sono assiepate lungo il percorso nel passaggio padovano della Carovana Rosa che ha toccato Noventa Padovana, Saonara, Legnaro e Ponte San Nicolò prima dell'arrivo nella città del Santo, pronta grazie anche ad una macchina organizzativa senza precedenti. Padova si veste di rosa, 24 anni attesi bene, dai, devo dire la verità.
Servizio di Valentina Visentino, oggi l'arrivo a Sappada, intanto cresce l'attesa per la tappa del Grappa. Chiudiamo con i ragazzi, con gli alunni della scuola primaria di Campese e il loro circo. Questo è il circo, qui costruiamo la gioia. La magia del palcoscenico è il nostro mondo, il nostro megafono con cui urlare. Noi che siamo alti, bassi, belli o brutti, non importa, perché questi siamo noi. Ed essere veramente noi stessi è il più grande spettacolo che ci possa mai essere. Hanno portato in scena la magia del circo gli alunni della scuola primaria di Campese con lo spettacolo teatrale dal titolo Artigiani della Gioia, una rappresentazione ideata e scritta dalla classe quinta. Il circo come metafora di quello che ogni bambino può portare nel mondo, di tutte le individualità, per cui i difetti, i pregi, l'accettazione e il creare insieme qualcosa di bello e qualcosa che porti gioia. Uno spettacolo che ha visto la partecipazione anche dei bambini delle altre classi della scuola, protagonisti di animazioni e coreografie. Ma con le nostre telecamere abbiamo sbirciato anche dietro le quinte. È grande il fermento prima dello spettacolo. Gli abiti sono pronti, trucco e pettinature sono curati dagli studenti dell'ente di formazione Irigem. Nasi rossi, guance colorate, occhi raggianti e finalmente arriva il momento di salire sul palcoscenico. L'obiettivo è proprio quello di portare il sorriso e la gioia anche a chi guarda lo spettacolo. E ci sono riusciti appieno i bambini di Campese. Per loro un grande successo. Questi bravissimi attori hanno saputo strappare al pubblico tantissimi sorrisi. Servizio di Monica Smiderle è tutto per oggi, grazie per aver scelto Focus TG, grazie alla regia di Francesco Cerone e Francesca Pezzo, ci vediamo stasera a Focus alle 21:15, buona giornata.